fatturato oltre 10 milioni di euro, in crescita del 49%, e uno sguardo rivolto al futuro con nuovi investimenti che, nei prossimi anni, daranno lavoro a 60 persone. Questa è in sintesi la fotografia della Friulfrucht, la più grande cooperativa di melicoltori del Friuli Venezia Giulia, i cui soci, riunitisi in assemblea nella sede di Spilimbergo, hanno approvato all'unanimità il bilancio 2018. Un bilancio positivo e sano, ha commentato il presidente Livio Salvador, che aggiunge un ulteriore tassello nel cammino di consolidamento della cooperativa. Nel 2019, ha aggiunto il direttore Armando Paoli, andremo a completare il piano triennale di messa a dimora di 100 ettari in più, i quali, secondo le previsioni, ci permetteranno una resa di 700 quintali di mele a ettaro, raggiungendo così entro il 2021 una produzione di oltre 190.000 quintali totali.